Allora, quando invece si sente, i lenti di dottrina, era la prima comunione e dopo la cresima da fare. In che volta noi lenti a scuola, i 20 lioi la domenica di festa. E tornati in chiesa a 4, dopo mezzodì. E vennero il team da là in chiesa a mangiare una sclampa di ciuccio, un po' di panta credincia e tornare a su, in su i libri da dottrina e l'aiuto al palacciut, che era un palazzo dal predi, di che dal clero e via, là che non facevano dottrina. Noi arrivando al palacciut, non canai si mettendo a giocare a ballone, i ciappanti in questi libri da dottrina, 3-4 par bande facendo la sporta, buttarsi in basso di che di là e tanto giocare a ballone, tanto arrivare al predi, no? Invece la frutta sul palmur, tutta sisilina, tutta sbiela, con libri da dottrina flodrat, con le rosas, tutta perfettina. E no, in questi libri in basso, se mi hanno morduto i chiasi lupini, erano distrutti. Bon, stenti a giocare fin quando arrivava il predi, che arrivava la canonica, e Don Leon era un serio, con ciappiello, tutti vestiti neri. Quando arrivava a placcia, ti aveva a sec silenzio, da bella aria che era, veniva un silenzio completo. Ti aveva che sbiat ballon che leva via, ta corba in plan da besol contro un muro, che nessuno gli dà più una pedata. No? Si mettendo tutti in fila, davanti al portone di questa canonica di Sin, e dopo non menavano denti a dottrina. I più piccoli, noi erano i più piccoli, le Venzora, e invece chi faceva la comunione e via. Che i più grandi che venivano a fare cresima e via, stavano sotto il predi. Lui stava sotto perché si sentiva bella aria, veniva su, non paccava dolce e via. No? Perché diventa una femmina, una giovine, che non insegnava dottrina e via. C'è succede una di io sgarfante Tatiana di mia nonna, ne ha chiatato un spale di che le pestiadori con lamp. Io poi detto c'è biel, conosco mi la pestia. E al dice mio frate si toglie un aracli e linha pestia. Qual linha pestia? Na stinga la dottrina linha pestia. E noi io tario ogni paese, ogni cimitero, io pestia. E denti lui ne chiappava noi. A secca all'improvviso, a mi dà, che bellavi sempre, mi diceva, che se non la strutta se non sente, stiamo a via. E io lo tormentavo per io la canna, non poco. A un certo punto stufa, mi dà la canna a me. Mi dà la canna, io butto dentro un po', se non ci ha buttato denti, o attacca una trutta. Tira, mi ho dato, e tira fuori una biela trutta. La prima trutta e l'ultima della mia vita, una biela trutta. Tutto contento, le vecchie palla trutta e le porte in chiesa. Io mio frati, arrivi da me mare, interrogatore, che ho dato che, perché non si sa la dottrina, insomma, si credo da fare al bene, invece si intila in plena. Bon, l'indomani a mio dalla trotto però da mangiare e via. Aveva l'indomani da sera che vende la dottrina mio frate. Solo che mio frate era sotto e invece io sono dei più piccoli. Anzi, ci dice una roba, no? A me mi rompeva la dottrina anche perché la dottrina a doveva diventare, se tu prima dovevi fare la comunione, dopo dovevi fare la cresima per diventare i soldati di Cristo. E a me i soldati di Cristo, io dicevo sempre, rognai sempre, perché e ci voglio essere soldati, perché non mo che da cresima, dicevi, no? A manco un soldato semplice, che è più grande di me che siete una caporai. No, il prete sarà generale, il Papa il capo di Stato Maggiore, no? E via. E a me rompeva il lavoro, la differenza di uno alle soldate che l'altro non le soldate dal Signore, e via. Bon, e insomma l'indomani a dottrina, in fila. E dopo il prete attaccato ho sentito, ho detto, che andate in giro invece di venire a dottrina e via. No, io sto pensando, se c'è calapa il chiaf che sta qui, no? O non mi clama fuori meglio frati. Io gli ho detto che sta qui, l'ha già saputo, tra di me pensavi, no? Buon che lo avevi detto a tutta la scuola che avevi a palla trutta, no? Insomma, arrivi via così, nel venire a finire da mettermi in fila davanti a lui, a mi fumo una sberla, tanto che è forte, a qui, che mi fa girare il chiaf. E ti cata spula sangue.
Mio frate invece l'è arrivato a schivarlo un po', perché prima mi ha dato a me, dopo mio frate che l'ha mettuto un po' il braccio. Insomma, io attaccato a spuda sangue via, io terrorizzato dal sangue, sono schiampato su pastiala e lui mi correva, fermati, vieni giù, ho detto, io non vengo più da trena, non vengo più da te, e via, vieni giù, bellava, io no, e su di corsa in casa da me. C'è il giorno, e lui viene su, e viene la strada piena di claps in che volta, non era né asfalto né nulla, no? E ogni 10 metri io spudavo, vedi sta botta che sangue spudava, io ho detto i claps che sangue si largava, e vedi pure i mor. Su di corsa fino a me mare in plena, i mor, mamma, tutto insanganato. Con camion che ha fatto pure le ciazze, colate e via, e dopo mi ha messo sinceramente un fazzoletto netto bagnato dentro la botta e mi ha sfracchiato. A sera 5 arriva mio padre. E c'è stato, e detto mi hanno una sberla, difatti vei il segno da manchi. Mio padre, io sono sempre stato un uomo buono e via, in che volte le sono tutti arrabbiati. Allora come voglio io da che lei. E difatti l'attiu dal prete, aspettare che si fuori che da dottrina, e ha detto al prete, mio figlio è giusto correggilo, ma di modo in modo da correggere questa canale. Non tu sei tu a rovinare mio figlio. Se la fa sal di malto, ma dice a me, e io ci muovo covente. Ma tu puoi rovinare un frutto, e dopo di modo in modo da dare, perché se tu vieni a chiamare mio figlio, e vedo che ti fuori, con la sbella che mi aveva dato. Non sono più là a dottrina, e ne ho fatto più la comunione con Don Leon, e l'ho fatta anche dopo con Don Ruggero.